iniziative, le manifestazioni di Polizia di Stato come eravamo ieri e come siamo oggi, la Polizia di Stato ha deciso di offrire un concerto musicale alla città e di coinvolgere le scuole. Sì, in verità la banda della Polizia di Stato, che l'anno scorso ha compiuto 90 anni, quando è stata coinvolta in questo progetto della Polizia di Stato agrigentina, in particolare della questura di Agrigento, ha pensato e voluto offrire un concerto alla città, in modo che non fosse un qualcosa riservato soltanto a pochi intimi. Per cui ben volentieri la banda si è messa a disposizione, e sono circa 90 elementi, hanno una tradizione ormai novantennale e sono conosciuti davvero in tutto il mondo. In un modo come un altro per avvicinare i giovani. Stamattina abbiamo giovani studenti agrigentini ai quali stiamo tentando di dare un messaggio attraverso la musica, che è quello che comunque la Polizia di Stato cerca di ricordare: chi prima di noi ha fatto in modo che questo paese fosse comunque un paese libero, e quindi nel progetto di come eravamo e come siamo, la memoria come valore, al di là delle iniziative fatte presso la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, che ci sono i mezzi di una volta, i mezzi di adesso, le uniformi di una volta nei 167 anni di storia, abbiamo oggi pomeriggio una giornata importantissima, che è quella che vede il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli, che sarà con noi tutto il pomeriggio con momenti significativi nella valle. Momento di ricordo davanti alla Quarto Savona 15, la teca che custodisce i resti della macchina blindata della scorta di Falcone, ma a fianco a questo ricordiamo i nomi dei ragazzi che erano con Giovanni Falcone e con Francesca Morvillo. Il 23 maggio del 92, quindi ricordiamo Antonio, Rocco e Vito. Andremo a scoprire delle targhe, scopriremo una targa nei giorni giusti anche per i ragazzi della scorta di Borsellino, da Emanuela, ad Agostino, a Walter, a Vincenzo, cioè a Eddie, persone che sono morte e si sono sacrificate per questi due magistrati, spesso troppe volte accomunati solo dal termine scorta. Dobbiamo dare un volto, un nome, ricordare che erano giovani figli, padri, sposi, che non hanno potuto poi ovviamente godere delle bellezze della vita, ma che grazie a loro oggi noi siamo qui e possiamo urlare al mondo intero che grazie a questi esempi questo è un paese libero che vive nella legalità e che ha il nostro contributo e voler seguire l'esempio dato da loro.